Bentornati a Aquila a questa nuova puntata di Aquile Libere, in onda su Telepordenone tutti i martedì sera alle ore 20:45 circa dopo il TG serale. Nel ricordarvi che a fine maggio c'è un appuntamento molto importante, ovvero il rinnovo di molte amministrazioni comunali nella nostra regione, e nel ricordarvi che naturalmente quella che è la nostra premura come movimento friulanista Aquila dal Friuli è quello di cercare di dare la vostra preferenza a tutti quei candidati che si dimostreranno vicini al Friuli, vicini alla nostra gente. Diamo la risposta le vostre risposte alla domanda che abbiamo posto la settimana scorsa. Come sapete vi avevamo chiesto cosa voi ne pensate sul fatto, sul modello Friuli, su quello che appunto è sorto all'epoca del terremoto in Friuli nel 76, e se secondo voi questo modello è esportabile anche nel resto d'Italia. Vanno ora in onda quelle che sono state le vostre risposte, numerose, e per questo naturalmente vi ringraziamo. Ad Aquila ci ha raggiunti qui quest'oggi alla mia destra Cristian Fior. Ciao Cristian. Buonasera. Componente del direttivo di Aquila dal Friuli, ricopri la carica di referente del Friuli Collinare per Aquila dal Friuli, che è un ruolo molto importante anche come territorialità. E a proposito Cristian, con te volevo parlare di una cosa molto importante che accadrà in questo 2019 sotto il profilo politico, diciamo, locale, perché avremo molti comuni in Friuli che andranno al voto questa primavera per il rinnovo dei consigli comunali e di conseguenza anche dei sindaci. Noi di Aquile come scenderemo in campo sicuramente? In che modo? Cosa faremo? Intanto vediamo il comune, perché bisogna vedere il territorio. Noi ci proponiamo alle liste che magari ci sono già per appoggiarle e vediamo di farci conoscere il più possibile per avere più spettro per le prossime elezioni, che magari possiamo ancora anche da soli. Esatto. In certi comuni. Quei pilastri fondamentali che noi difendiamo. Logicamente. Friulanità, territorialità, giovani, lavoro, commercio, industria, artigianato, turismo, e chi più ne ha più ne metta, perché noi facciamo tutto per tutelare quello che è il Friuli, che come dico spesso non viene troppo tutelato da chi dovrebbe farlo. Sì, non è valorizzato, esattamente. Purtroppo. Quindi ci dobbiamo pensare noi, è un lieto fare, è un lieto lavorare, e speriamo che insomma di trovare anche molta ricezione da parte di chi poi si candiderà, insomma, visto che comunque la gente, le persone che ci stanno vicino ce ne sono, e anche tante, quindi c'è di buona speranza da qui al futuro. Io ti ringrazio Cristian e torno a trovarci qui nei nostri nuovi studi a questo punto. Prestissimo. Minimo, il prima possibile. Perfetto. Grazie a mille. tutti. Buonasera, ciao. Sì. Benvenuti a Aquile Liberis, a una chiacchierata, mandi. Voi avete insieme con noi un personaggio che dopo si interessa un po' di più, si chiama Marco Bressan, e lui è un scenografo, e quando vai stai parcos tipo Gardaland o altri parcos, ok, in Italia, ma anche all'estero, e già si suoi lavori. Mandi Marco. Mandi, buonasera a tutti. Allora, se non mai ti è venuto il chiaf di fare quel mistero lì? Non sai, perché l'ispirazione mi è nascuta di quando eri piccolo, di sempre. Non sai, diti il momento. Io mi visi che mi menavi i miei a vedere al cinema, a vedere film di Walt Disney, no? Biancaneve, fantasia, no? E dopo hai veduto dalle pagine di Topolino che esisteva un mondo
un mondo che si chiamava Disneyland. Un mondo reale che si poteva visitare, che si poteva scoviarci di persone, no? E allora io ho deciso che mi sarebbe piaciuto progettare queste attrazioni, queste robe, no? E dopo, sì, con il team hai capito che si poteva fare la scuola, si poteva sono andato a Milano, dopo hai frequentato l'istituto d'arte di Udine, il Sello, e dopo sono andato a Milano all'Accademia di Brera. Sì. In fin dei conti sono restati insieme a queste istituzioni che si ha di frus, no? Sempre. Ecco, e questa è Sì. una grande roba. Dunque, c'è stato un imprenditore con dunque pensa come un frutto, dal senso, dalla sua fantasia, Sì. che sviluppa, è una roba bellissima. Perché sì, sono i pensieri di una banda, Sì. ma la fantasia di che altre che viene sviluppata al massimo e che non tu la tengi sdrente. Sì, noi disegniamo fantasie concrete perché tu hai di intendi l'idea dal proprietario, dal parco, tu hai di indovinare la giusta idea per Sì, c'è tassi divertirsi, sì. cioè si drenti di un cartone animato, sì, di un mondo mondo che insomma è reale, però che calcedi anche anche di fantasios, che non esiste tal mondo che conosci, Allora, insomma, no? i tuoi lavori, come Sì, no? sì. Io ci tengo un topi grosso lavoro Alex Aqualandia di Padova. Sì, di Jesolo. Di Jesolo, sì. È un park che è un park acquatico, no? Come Pardisi l'acqua splash di Lignano, Sì, no? sì. E dopo hanno deciso di modificarlo, di cambiarlo e di fare anche che assomigliava un po' a Gardaland, no? Come scenografie, come ambientazioni, no? E allora i vinta dal 2003 a progettare, a fare le scenografie, a trasformare il parco, no? E è diventato anche di unico dal panorama nazionale e anche europeo. Kistan hanno cambiato il nome in Caribe Bay. Un altro parco è a Caorle, per esempio, è un po' più piccolo di Caribe Bay e a Sares Acquafollie. E è un parco piccolo però a dimensione familiare e fantasiosa. Stiamo lavorando per fare come un'isola di pescatori, però tutte con una storia di fumetti, Sì, no? sì, sì. Così colorate, tutte strane, no? Insomma, la Però fantasia è uguale. che sono me con materiali che sono me in Materiali che tu usi, a proposito? tanti, sono polistirolo, vetroresine, cemento, dunque sì. Sono più di loro. È come costruire una casa, però con alc di particolare, no? In terzo senso che lavorai, tra le vostre ditte, che hai accodato? Allora, me fradi e io. E tu? Siamo in due e dopo i vin collaboratori, pittori, scultori, no? Architetti, insomma, siamo tanti. Non tu hai fatto nelle isole né Caorle, tu hai sempre fatto in altri parchi di tutta Italia, sì, no? in Toscana, per esempio.
a Son dos Parks, no? Un è in provincia di Grosseto, una a Follonica e una a Cecina, no? E abbiamo chiamato perché avevano di trasformare questi parks di acquaticos tradizionali, no? In isole hawaiane. No? Sì. Dopo tu vai sempre per i centri commerciali, dai quadri, dai momenti, sì, no? Sì. Che ti domandi. Spazi per giocare, per robe così. Negozio. Sì, insomma, non è fermato dei parchi, ma c'è tali robe piccoli là che hanno bisogno. Dal piccolo al grande. Al grande. Bon. Tanti Marco, robe. è venuto un piacere veramente di vederti colì, perché le tanti wines che ti sting da ore. Che si conoscono. No, ti sting da ore, c'è periodi di lavoro che tu fai perché ogni tanto capita di via sui giornali o su internet, no? Ti auguro di slargiarti in modi poi e magari di poter venire io, di divertirti, di poter venire io i tuoi lavori quando sono montato in tutto il mondo. Io penso che qui stanno faremo una mostra perché saranno 20 anni che stanno. 20 anni di inviare al 99. Allora i saluti i nostri ascoltatori, mandi e come al solito Forlan. Care Aquile, sarete contentissime di sapere che lo staff di Aquile Libere si sta sempre di più ampliando con i nostri esperti, con i nostri amici che ci danno una mano, ma siamo alla continua ricerca di persone che possono collaborare attivamente con la nostra trasmissione. Quindi se hai un argomento di cui trattare o se vuoi darci una mano in qualsiasi modo, i nostri contatti andranno ora in sovraimpressione, potrete tranquillamente scriverci attraverso WhatsApp, inviarci una mail, ti stiamo aspettando.